Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. È stata scoperta la targa all'ingresso dell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo intitolata Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Lucia e Manfredi Borsellino, figli del giudice ucciso in via D'Amelio, e Maria Falcone, sorella di Giovanni. Hanno assistito all'evento anche i ministri della Giustizia e dell'Interno. L'ex magistrato Alfredo Morvillo, fratello di Francesca, la moglie di Giovanni Falcone, ha preso la decisione di non partecipare alla giornata conclusiva per le commemorazioni del trentennale delle stragi mafiose. Non si può accettare di condividere questo momento, ha spiegato Morvillo, con personaggi inevitabilmente invitati che non hanno nulla a che fare con i nostri amatissimi indimenticabili giudici che, dall'alto delle loro responsabilità istituzionali, non tralasciano di mandare alla cittadinanza messaggi di pacifica convivenza con ambienti notoriamente in odore di mafia. E in occasione della cerimonia per l'intitolazione dell'aula bunker dell'Ucciardone a Falcone e Borsellino, il presidente della regione Renato Schifani ha annunciato che la regione siciliana costituirà un nucleo di esperti per evitare che la mafia possa intercettare i flussi del PNRR. Come detto in campagna elettorale, ha dichiarato Schifani, un nucleo ristrettissimo e qualificato controllerà quanto più possibile eventuali anomalie perché la mafia guarderà con interesse a questi fondi, ha detto il presidente della regione. E chiudiamo con il meteo. Continua il tempo è stabile in Sicilia. Per domani la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla che vede coinvolta la parte orientale della regione. Nella mattinata il cielo sarà sereno nella zona occidentale e parzialmente nuvoloso nella parte centrale. Le precipitazioni interesseranno buona parte della Sicilia, ma in particolar modo la zona nord-orientale, per poi andare incontro a schiarite nelle ore pomeridiane. Le temperature saranno in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata e di un buon weekend. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.